Rimane acceso il confronto politico nazionale su una riforma della legge sulla cittadinanza, il superamento di quella vigente, la numero 91 del 1992, basato sul modello dello ius sanguinis, vale a dire la nascita da padre o madre cittadini italiani. Di recente il Partito Democratico ha rilanciato una proposta di mediazione tra le varie forze politiche, una sorta di sintesi tra il modello dello ius soli, che prevede l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto di essere nati nel paese, e quello dello ius scholae, basato sul compimento di un percorso di studi nel territorio. Un testo depositato in Parlamento già prima del dibattito ferragostano dal vice capogruppo Dem alla Camera Paolo Ciani, leader di Demos, con la Lega che però continua a rimarcare la sua contrarietà a una modifica della legge che, di fronte a un'apertura in seno a Forza Italia sullo ius scholae, precisa: la modifica della legge non è negli accordi di maggioranza. Il commento delle consigliere regionali Maddalena Spagnolo della Lega e Manuela Celotti del Partito Democratico, intervenute a Sveglia Friuli. È stato chiarito come la questione della cittadinanza non sia al momento una priorità, che le cittadinanze, il numero di cittadinanze, per numero di cittadinanze il nostro paese è diciamo quello che sostanzialmente ne dà di più rispetto agli altri europei, e come la questione della cittadinanza coinvolga soprattutto una questione di condivisione dei valori di un territorio. Gravissimo che non sia una priorità e che non sia nel programma elettorale, nel senso che al di là che sia stato meno inserito per gli accordi delle forze politiche di centrodestra nel momento in cui si sono candidate, ma questo è un tema che va affrontato, che altri paesi europei hanno già affrontato e che i numeri demografici del nostro paese chiariscono essere assolutamente prioritario. Continuare ideologicamente a dire che non è il momento, non è il caso, io credo sia un comportamento irresponsabile da parte della politica rispetto a quella che è la situazione demografica di questo Paese.